Nord-Est, Luigi Baccialli, aggredito in centro a Treviso da uno sconosciuto che accusava i suoi cani di avergli sporcato l'ingresso del palazzo. Quando è tornato indietro a pulire, l'ira della residente che gli ha sbattuto la testa contro il muro. L'intervento della polizia che ha accompagnato Baccialli al pronto soccorso, lo shock del direttore, quell'uomo poteva spaccarmi la testa, da Stefani ai sindaci decine di messaggi di solidarietà. Il governo blocca i fondi del Mose, ANCE e CGIL sulle barricate, un disastro. Il segretario veneto del PD Martella parla di fatto gravissimo e chiede all'esecutivo un dietrofront. Non solo di nome ma anche di fatto, la Mala del Tronchetto è stata una mafia, ne ha usato i metodi, ne aveva le ambizioni, ne esprimeva la forza. La sentenza dall'aula bunker di Mestre. Intervista esclusiva al sovrintendente del Gran Teatro La Fenice, Nicola Colabianchi, che conferma Beatrice Venezzi direttrice musicale e spiega la sua strategia per risolvere le tensioni. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque l'aggressione shock subita in centro a Treviso, subita dal nostro direttore Luigi Baccialli in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Aggressione che è avvenuta a pochi passi dal Duomo in via Cornarotta. Il nostro direttore Baccialli ha rimediato un trauma cranico, indaga la polizia la violenza da parte di un residente e questo per futili motivi. Io ho sentito solo il tonfo e ho sentito un po' di gridare per la pipì, per la pipì del cane. Era una pozzetta così, poteva essere la goccia della grondaia. È stata una reazione abbastanza pesante. Sì, secondo me sì. Prima il richiamo per un futile motivo, poi l'aggressione fisica ingiustificata quanto sorprendente. Vittima il direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli mentre si trova a passeggio con le sue due cagnoline in via Cornarotta a Treviso. Una consuetudine questa prima di raggiungere gli studi televisivi di San Biagio di Callalta e iniziare la lunga giornata in redazione. Sono circa le 9 quando Baccialli viene raggiunto da un uomo in bici che si lamenta del fatto che una delle due cagnoline ha appena urinato sul muro della palazzina in cui abita. C'è chi assiste a parte della scena e conferma di aver visto il direttore tornare indietro. Lo ha visto, gli è andato dietro, lo ha preso lì di fronte alla grotta. Il signore è tornato indietro, tant'è che aveva la bottiglietta di acqua e lui non si era accorto. Baccialli quindi estrae la bottiglietta dell'acqua per ripulire, ma è in questo momento che l'uomo gli dice: ma cosa stai facendo? E dalle parole si passa alle mani. Afferrato per la testa, il direttore viene sbattuto contro il muro con violenza. È lui stesso a raccontarcelo in alcuni messaggi via cellulare. Poteva spaccarmi la testa, dice Baccialli, che però non si sente di aggiungere altro, ancora frastornato. Fatto sta che a soccorrere il direttore è una pattuglia della polizia. Si sono fermati due poliziotti che li hanno un po' separati. Basta, no? Io non ho solo sentito un tonfo, probabilmente abbattuto sul portone. Sono gli stessi poliziotti a portare Baccialli in pronto soccorso, dove gli viene riscontrato un trauma cranico fortunatamente di lieve entità. Sul posto si reca anche il sindaco. Al direttore Baccialli è un augurio di pronta guarigione. Insomma, l'episodio che è avvenuto è spiacevole per le modalità e anche per le motivazioni, insomma, assolutamente banali, quindi un episodio ingiustificato che deve essere, ovviamente adesso deve avere delle conseguenze per l'autore, perché insomma, sono comportamenti che in alcun modo non devono essere giustificati. La violenza deve essere sempre condannata e quindi insomma spero che ci sia la denuncia e il responsabile si assuma le proprie responsabilità. E la solidarietà al direttore di Media Nord-Est Baccialli è bipartisan. Un episodio inaccettabile da condannare senza esitazioni. Non è possibile essere aggrediti con quella violenza in pieno centro città, per giunta per un motivo futile, e finire in ospedale. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, è tra i primi a esprimere solidarietà a Luigi Baccialli dopo l'aggressione subita in via Cornarotta, nel capoluogo della Marca, da parte di un uomo residente in zona che in queste ore si sarebbe rivolto al suo avvocato, pronto a fornire una diversa ricostruzione dei fatti. Un caso che ha innescato
scattato un coro di condanne bipartisan. Per Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, episodi come questo non vanno tollerati. Vicinanza anche da Andrea Martella con il Partito Democratico del Veneto. Può capitare a qualsiasi donna, qualsiasi anziana in pieno giorno che viene aggredita, non è la prima volta e questo ci fa molta paura. A me fa molta paura perché io cammino molto spesso in città da sola. Comunque auguri al direttore. Ribadisce l'impegno per la sicurezza e il rispetto della legalità il capogruppo di Fratelli d'Italia Casugana Guido Bertolazzi. Atto assurdo per Europa Verde AVS ed è netta anche la condanna della Camera del Lavoro, un attacco non solo a un singolo individuo ma alla nostra comunità. È fondamentale che tutti noi ci uniamo per difendere i valori di rispetto e civiltà che devono guidare le nostre interazioni quotidiane. Le parole della segretaria generale della CGIL trevigiana Sara Pasqualin. A Bacialli l'augurio di pronta guarigione anche da parte del sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, perché possa tornare al più presto al suo lavoro con la serietà sempre dimostrata. Sulla falsariga i sindaci di Venezia Luigi Brugnaro e di Chioggia Mauro Armelao, e c'è anche la nota di ordine sindacato dei giornalisti. Ogni forma di violenza, tanto più se scaturita da motivi futili, è inaccettabile e rappresenta un segnale preoccupante del clima di tensione che attraversa la società. E non poteva mancare la solidarietà piena delle redazioni del gruppo Media Nord-Est espressa attraverso il proprio CDR. Chiaro che la questione pone svariati interrogativi di tipo sociale. Dimostra chiaramente come ci sia un rancore da parte di alcuni soggetti che vengono definiti dei più squilibrati, ma io penso sia un modus operandi che oggi esiste nella società. Aggredire l'altro non come forma di difesa di se stesso, ma aggredire l'altro perché l'altro rappresenta qualcosa, prima le istituzioni, poi i ruoli e ora anche al direttore Bacialli. Una cosa imperdonabile, ma soprattutto che rappresenta un rancore, a mio avviso, che esiste alle spalle di alcuni soggetti in questa società. Questa è la vera minaccia nei confronti della stabilità sociale. Voltiamo pagina dalle imprese ai sindacati, rivolta a Venezia contro il congelamento dei fondi per l'attivazione e il completamento dei lavori del Mose. Senza finanziamenti il Mose non può funzionare con buona pace della salvaguardia di Venezia. Sembra una banalità, eppure la possibilità è tutt'altro che remota, visto il congelamento dei fondi e la denuncia del Consorzio Venezia Nuova, che parla della necessità di 85 milioni, tra l'altro e soprattutto per i sollevamenti delle paratie e il completamento dei lavori. Trovo ridicolo proprio lo Stato, che è il proprietario dell'opera, abbia tolto i soldi per la sua manutenzione, per finire le opere che mancano pochissimo per consegnare l'opera finita in tutta la sua interezza. Lo trovo indegno di un paese civile. Sindacato, chiediamo subito al governo di sbloccare quelle risorse. Il Mose va completato a salvaguardia della città e i lavoratori vanno pagati, vanno garantite le attività e soprattutto non può ricadere sulla città un errore di questo governo. Il senatore Andrea Martella, che ha interrogato in merito i ministri dell'economia e delle infrastrutture Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, parla di un fatto gravissimo. Non solo non si pagano le imprese, non si possono fare tutti gli interventi che sono già previsti nel cronoprogramma e nel piano Europa per la tutela della laguna, e anche ci potremmo trovare nella eventualità che il Mose non si possa alzare. Il malumore è molto alto perché, nonostante la sua importanza, il Mose non gode dell'attenzione economica necessaria, e a rivendicarlo sono le aziende che ci lavorano. Oggi siamo arrivati come imprese ad avere un credito maturato di 41 milioni di euro. Non è possibile pensare che le imprese possano fare da banca allo Stato. Politicamente, secondo Martella, quella sul Mose è una testimonianza lampante del caos che regna nel governo di Giorgia Meloni. I soldi per il ponte di Messina sono stati congelati. Alcune risorse che erano previste per quell'opera, che sono state messe in un altro emendamento che questa notte è stato ritirato, quella che prevedeva l'aumento delle pensioni, una cosa anche dell'età pensionabile, una cosa anche questa del tutto inaccettabile. Caso Venezi, nostra intervista esclusiva di Lorenzo Maier al sovrintendente Nicola Colabianchi.
Beatrice Venezia arriverà al Gran Teatro La Fenice di Venezia molto prima di ottobre 2026, data in cui inizierà formalmente il suo incarico da direttore musicale del teatro e della fondazione. L'intenzione del sovrintendente Nicola Corabianchi è chiara, è quella di organizzare il prossimo anno, già dai primi mesi, dei momenti di incontro con tutto il personale, ovviamente gli orchestrali che dovrà dirigere in prima battuta, e anche degli spettacoli in cui la direttrice in pectore possa dirigere e farsi apprezzare dall'orchestra e da tutto il pubblico del teatro e dai veneziani. È questo il piano segreto del sovrintendente, che non solo conferma la nomina della maestra Venezzi, ma anzi la rafforza ulteriormente. Un Corabianchi assolutamente sereno e determinato, quello che incontriamo nella Basilica Cattedrale di San Marco prima del concerto di Natale, nonostante il clima teso di queste settimane. Ecco le sue parole in una nostra intervista esclusiva. Queste contrapposizioni sindacali che ci sono state la preoccupano? No, non mi preoccupano, perché ci muoviamo nella normalità di quelli che sono i rapporti dialettici e niente, quindi continuiamo per le strade che abbiamo tracciato. Come pensa che si possa risolvere? Io mi auguro che si arrivi a un punto di incontro, ecco, da parte mia c'è tutta la buona volontà, così come anche espresso da parte del sindaco, quindi siamo in attesa di trovare l'occasione per tornare a dialogare. Beatrice è confermata? Direi di sì, assolutamente. Nell'auspicio che Natale porti finalmente serenità e pace anche alla Fenice. Rapine seriali nei negozi e furti a bordo auto, anche con l'utilizzo di armi e violenza nei confronti delle vittime. I carabinieri del nucleo investigativo di Venezia con i militari della compagnia di Portogruaro hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 37 anni e di un 31enne di etnia Sinti per una serie di episodi commessi tra dicembre 2022 e luglio 2023 tra le province di Venezia e Treviso. Altri 2 uomini di 55 e 51 anni sono stati denunciati. Tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Noi ritorniamo sul drammatico incidente stradale che è costato la vita ieri sera a Massimiliano Colussi. Dopo il pescatore scomparso giorni fa, un altro dramma si è abbattuto sulla comunità di Cavallino Treporti. Massimiliano Colussi ha perso la vita investito da un 20enne di Jesolo mentre attraversava la strada. Aveva 57 anni. L'incidente è avvenuto lungo via Fausta, qui a Cavallino Treporti, nei pressi dello Sport Center. Quando Massimiliano Colussi stava attraversando, era lontano dalle strisce pedonali. In quel momento è sopraggiunto l'auto che l'ha investito. Sotto shock il 20enne, illeso, che si è fermato per prestare i primi soccorsi e attendere l'arrivo dell'ambulanza. Ma una volta sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'automobilista è stato poi sottoposto all'alcol test e ai test tossicologici. La polizia locale, nel frattempo, ha eseguito i rilievi con misurazioni, immagini e testimonianze volte a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Colussi, originario di Venezia, da poco trasferitosi sul litorale, sembra non avesse una dimora fissa. In paese non era molto conosciuto, ma i pochi amici lo ricordano come una persona tranquilla e riservata. La sindaca Roberta Nesto, attraverso un messaggio sui social, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie dei 2 57enni che hanno perso la vita e alla comunità per i fatti drammatici che nelle ultime ore hanno colpito il territorio. La mala del Tronchetto è stata una mafia, così ha sentenziato la Corte d'Assise e d'Appello. Mala del Tronchetto, la mafia c'era. È il verdetto della Corte d'Appello nell'aula bunker di Mestre che ha ribaltato la sentenza di primo grado, come già accaduto per i casalesi di Eraclea. La banda dei mestrini ex Mala del Brenta, dunque, era un'associazione mafiosa che voleva prendere il controllo di uno dei principali hub turistici, dedita a estorsioni, rapine e reati vari. I giudici hanno condannato i boss Gilberto Boatto a 29 anni e 3 mesi e Paolo Pattarello a 26 anni. Dai 136 anni complessivi del primo
primo grado si passa dunque a un totale di 215. Saranno le motivazioni per le quali la Corte si è presa 90 giorni di tempo a spiegare il perché, mentre le difese hanno già preannunciato che faranno ricorso in Cassazione. Condannata anche Sara Battagliarin, che in primo grado era stata assolta perché i legali avevano convinto i giudici che non fosse a conoscenza delle attività del suo compagno Trabuio. 6 anni e 6 mesi, mentre il fratello del boss Dennis Trabuio 15 anni e 3 mesi e la madre Lucia Marazzi 6 anni e 8 mesi. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato il provvedimento di nomina di 3 nuovi componenti della Giunta dopo l'elezione in regione del vice sindaco Andrea Tomaello e dell'assessore Laura Besio. Sergio Vallotto è vice sindaco, Maica Cantone assessore a manutenzioni cittadine, arredo urbano e politiche educative, Paolino Danna il personale e al rapporto e i servizi con il cittadino. Alessandro Dolci e Sebastiano Ardita sono i candidati a ricoprire invece il ruolo di Bruno Cherchi a procuratore di Venezia, rispettivamente di Milano e Catania. I 2 aggiunti hanno ottenuto 3 voti ciascuno dalla 5ª commissione del CSM. Ora la decisione passerà al voto del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. E ci lasciamo, siamo alle battute conclusive con le immagini del presepe realizzato da Marco Simeonato di Noale. È tutto da Venezia, buona serata. Merry Christmas, Christmas comes this time each year. Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told, and a real famous cat all dressed up in red, and he spends the whole year working out in his sled. It's the little Saint Nick